L'orto veneto e in particolare l'orto trevigiano in primo piano al MacFrutti di Rimini, la più prestigiosa rassegna italiana di ortofrutta, oltre 1000 espositori. Splendida la vetrina di Oppo Veneto, uno degli stand più spaziosi e luminosi, in posizione centrale tra i più frequentati, una presenza molto fruttuosa. La partecipazione di questa fiera ci ha dato moltissima soddisfazione perché è stata partecipata. Abbiamo trasmesso bene il nostro territorio con la biodiversità e con i nostri prodotti caratteristici del nostro territorio. Si vede il Veneto che fa squadra per promuovere i propri prodotti, in particolare naturalmente i radicchi, sta iniziando la stagione dei radicchi. In una posizione privilegiata conquistata attraverso un lavoro di squadra assieme anche a Cesena Fiere. È stato presentato il fiore dei prodotti della marca e veneti, radicchio IGP, patate americane, insalate di Lusia IGP, funghi e altri importanti prodotti, tra i quali gli asparagi IGP di Badoere. L'asparago, un prodotto che sta crescendo in Italia e nel Veneto. Cerchiamo di farlo valorizzare anche dai nostri rivenditori perché effettivamente è difficile sfondare un mercato in modo particolare in questo periodo che sinceramente è un prodotto di nicchia, un prodotto che costa. L'asparago si colloca bene, soprattutto perché è una varietà che ha bisogno di terreni salubri, di acque salubri, di aria buona e noi siamo in grado di soddisfare la maggiore richiesta di prodotto certificato. Proprio perché il nostro è un territorio sano. A Rimini Gran Premio a Cesare Bellò, l'uomo del radicchio. Glielo hanno consegnato il ministro Maurizio Martina e il presidente della fiera Lorenzo Cagnoni. Un premio che Bellò ha dedicato ai coltivatori del radicchio, fortemente impegnati nel dare valore e prestigio all'ortaggio del Parco del Sile e dintorni.